Malpassoto, questo glielo chiedo perché è processuale, proprio perché non riusciva a farla disintossicare, la fece legare con una catena in un canile per umiliarlo? No. Non è vero. È vero che poco prima del suo arresto lei ha chiesto a Pugliarelli delle pillole di Alciol e delle Flebbo per disintossicarsi? No. Non è vero. È vero che lei ha minacciato il Pugliarelli di non riferire queste richieste al Pulvirente, al Malpassoto? No. No. Se deve proseguire con queste domande, Avvocato Napoli, sarebbe opportuno, a mio giudizio, che esplicitasse la fonte. Allora, Presidente... Perché giusta ragione, scusi. Sì, aspetti che riprendo. Inserisce il sospetto che giusto, Presidente, sono voci la fonte, oppure che è una sua opinione, questa il dialogo chiaramente non può proseguire. Giusto, Presidente. Allora la fonte è il Pulvirente Malpassoto nel procedimento di Bologna, atti resi al dibattimento del processo Santa Paola più 3, i cui atti sono depositati nel fascicolo del dibattimento. Ecco perché io pongo anche queste domande. È giusto che lei mi abbia posto la domanda. Chiedo scusa, se potesse però indicare... Prego? se potesse indicare quali sono le notizie riferite dal Malpassoto. Altrimenti devo intervenire per bloccare la... Giusto. Io comunque ho finito con queste domande, però le spiego perché è corretto. Il Malpassoto ha riferito che il Malvagna è stato da lui messo in catene in un canile per umiliarlo al fine di farlo disintossicare. Questo lo ha riferito nel verbale dibattimento il Pulvirenti Giuseppe, interrogato per quel processo. Allora. No, un momentino. Prego? Un momento. Sì, prego, Presidente. Se ci sono osservazioni in proposito. Se ci sono osservazioni io le No, Presidente, può continuare. Possiamo procedere? Sì. Lo so. Ora le volevo fare un'ultima domanda, anzi le ultime due abbiamo finito. Lei ha detto ieri, mi corregga se sbaglio, che avete ucciso un certo Consoli perché si drogava e quindi era inaffidabile, è vero? Sì. Quindi anche lei era inaffidabile? Io ero inaffidabile. No, in questi termini non è una domanda. La correggo il tiro. Siccome lei ha detto che il Console si drogava e l'avete ucciso perché era diventato inaffidabile, sì. Lei mi ha detto oggi che faceva uso di sostanze stupefacenti, eroina, cocaina e hashish. Sì. Quindi anche lei era inaffidabile. Al tempo che facevo... Non c'è ancora la domanda, Avvocato Napoli. È una sua conclusione, questa su un presupposto errato, perché Malvagna ha precisato... Scusate. Allora, Presidente, cerco di formularla in maniera un po' diversa. No, non ancora. Non ancora, perché Malvagna ha precisato aveva fatto uso. Sì. Non facevo, lei ha detto faceva uso. Allora, poiché quindi il presupposto è errato, allora, manca la domanda, a questo punto Presidente, io devo ritenere che lei stia conducendo in maniera scorretta il controesame, Avvocato Napoli. No, Presidente, questo lei non me lo dica. Sì, io glielo dico, perché lei le cose le deve recepire immediatamente, allora, non dopo che le spingiamo alle estreme conseguenze. No, Presidente, mi scusi, allora ricapitoliamo il tutto, Presidente. Scusi, se lei mi dà dello scorretto, io ricapitoliamo il tutto. Allora. Presidente, posso un attimo? Io vorrei che il difensore che ha fatto riferimento a questo episodio riferito da il Malpassoto, così sembra, nel corso del verbale delle dichiarazioni rese a Bologna, volesse cortesemente indicare le pagine del verbale. Dottore Bortone, purtroppo io qua non le ho con me. Ecco, e non sono vorremmo sapere, è stato in sede del suo controesame, Avvocato? Aspetta che la sto cercando sul computer e gliele fornisco. C'è la Salvatore Catania che lo sta cercando. È stato in sede di controesame, Avvocato Napoli? Presidente, mi scusi, io desidero riprendere il discorso quando lei mi ha dato dello scorretto. Allora, ricapitoliamo. Lui ieri ha detto, e oggi ora l'ha ribadito, che il Console si drogava, pertanto, essendo inaffidabile, lo hanno ucciso. È così o non è così, signor Malvagna, signor Presidente? Dico le cose correttamente o no?
avendomi interpellato, rispondo che io ho recepito in questo modo la dichiarazione. Ed era così, perché il Malvagna l'ha confermato. Poi ho posto un'altra domanda al signor Malvagna e gli ho detto: lei faceva uso di sostanze stupefacenti? Ha fatto mai uso di sostanze stupefacenti? E lui ha risposto: sì, in passato ho fatto uso di cocaina, eroina e hashish, se non ricordo male. Scusi avvocato, non ammetto più questo tipo di contrasande. Se ha altre domande da fare le faccia, l'argomento si consideri chiuso. Presidente, l'argomento è chiuso, desideravo solo chiarire con lei questo problema. Con me la possiamo chiarire in altra sede. Vabbè, allora siamo d'accordo. Presidente, allora non ho altre domande da porre, grazie. Noi aspettiamo che l'avvocato cortesemente ci dica la pagina del verbale. Questo lo dico perché ho il controesame dell'avvocato Napoli e questa indicazione, almeno che non mi sfugga, non c'è. Altri interventi nel frattempo? Se mi dà la parola, signor Presidente. Avvocato Papalì. Signor Malvagna, lei ha frequentato Mascalucia? Sì. E in quale anno l'ha frequentato? L'ha frequentato perché abitava a Mascalucia o per altri motivi? No, io non ho mai abitato a Mascalucia, l'ho frequentata per altri motivi inerenti, diciamo, all'organizzazione. Mi può spiegare alla Corte in quali anni ha frequentato Mascalucia? Ho frequentato Mascalucia nell'85, l'86 e all'inizio dell'87 prima di essere arrestato, e poi l'ho rifrequentata di nuovo quando sono uscito dal 90 in poi. Era frequentazione molto assidua o sparuta? No, diciamo assidua, perché io ero lì a San Pietro Clarenza con Mascalucia è vicino, o si passava o si ci andava apposta, diciamo assidua. Assidua, ma andava solo per problemi relativi alla sua organizzazione o per problemi personali? Problemi personali in che senso? Non ho capito. Cioè, poteva farsi due passi, arrivare a Mascalucia, prendere un caffè, vedere qualche amico, oppure quando andava a Mascalucia andava solo per motivi inerenti alla sua organizzazione? No, è capitato che sono andato anche per altre cose al di fuori dell'organizzazione, o per svagare o per incontrare cose personali. Va. Quindi è capitato che è andato anche per motivi non relativi all'organizzazione? Sì. Giusto. Lei ha riferito nel corso dell'esame a domanda del pubblico ministero di avere conosciuto Cesarotti Francesco a Mascalucia nell'85. Quante volte l'ha visto Cesarotti Francesco? Ma non poche volte. Poche volte. Quando lei ha riferito questa circostanza su domanda del pubblico ministero, lo ha conosciuto per motivi inerenti alla sua organizzazione o lo ha conosciuto come persona che viveva a Mascalucia? No, l'ho conosciuto come persona che era un amico, uno che faceva parte dell'organizzazione. E chi l'ha detto a lei che faceva parte dell'organizzazione? Ma in quel periodo pure Piero Puglisi e altri, adesso non li ricordo, anche perché quello è il periodo in cui i Cesarotti ospitavano il Santa Paola. Quindi noi parliamo del 1985? Sì, 85-86, adesso di preciso, comunque allora, era il periodo che i Cesarotti... Ma allora io le chiedo di fare un piccolo sforzo di memoria, se lei lo riesce a farlo. E io vorrei sapere, con la massima approssimazione possibile, qual è il periodo in cui le hanno riferito che i Cesarotti ospitavano o che Cesarotti ospitava Santa Paola?
l'ho saputo sia in quel periodo e poi sia nel 1990-91. Quindi diciamo sia nell'85-86 che nel 90-91. Sì. E lei lo ha saputo da chi? Da Puglisi, ha detto? Sì, in quel periodo sia dal Puglisi e anche dalla Polvirenti. Ma cosa ha saputo da Polvirenti? Il fatto che ospitassero il Santa Paola o altre circostanze? No, ho saputo che alcune volte il Polvirenti era andato a trovare il Santa Paola in quella casa e che il Santa Paola lo tenevano loro, va. Ora, mi scusi un attimo, lei ha saputo quindi che il Cesarotti ospitava Santa Paola. Da questa notizia lei ha dedotto che Cesarotti facesse parte dell'organizzazione, oppure le hanno pure detto che Cesarotti faceva parte dell'organizzazione? All'epoca mi sono stati presentati come amici che facevano parte dell'organizzazione, però non sapevo se erano, diciamo, uomini d'onore. Poi in seguito invece il Malpassoto mi ha detto che erano uomini d'onore. Quindi il Malpassoto, cioè Polvirenti Giuseppe, le ha detto che erano uomini d'onore? Sì. E quindi che conosceva i Cesarotti? Chi? Il Malpassoto. Sì. Chi li ha presentato Cesarotti, Francesco? Ma se non vado errato, Piero Puglisi o Pippo Grazioso, comunque è stato lì a Mascalogia, mentre erano nel bar. E lei ha parlato di una volta o più volte? Sì, poi altre volte lo incontravo e lo salutavo io. Ma niente di particolare o qualcosa di particolare? Cioè un saluto normale o qualcosa di particolare? Un saluto, diciamo, rispettoso. Rispettoso. Senta, lei ha anche detto, ha visto mai qualcuno dei due fratelli Cesarotti guidare autovetture di grossa cilindrata? No, guidare no, però sapevo che avevano vetture di grossa cilindrata. Ecco, e che vetture avevano? Ma un Mercedes. Sì. E poi altre non ne ho viste. E vetture di grossa cilindrata, quindi lei Mercedes, ma ha visto lei un Mercedes? Sì, ho visto un Mercedes, mi sembra celestino, una cosa del genere. E chi lo guidava? Lo guidava il più piccolo, quello che ha la mano un poco offesa. Ha visto anche moto di grossa cilindrata in possesso di Cesarotti? Sì. Che tipo di moto lo può dire? Ho visto una Yamaha. A quale anni si riferisce, signor Malvagna? Ma mi riferisco alla moto, gliel'ho vista nel 1991. La sì. Macchina invece mi riferisco all'86, l'85, adesso non ricordo di preciso. Ma sia moto che macchina le ha viste a Mascalucia o in altre parti? No, a Mascalucia. Poi ha parlato, lei ha detto che ha saputo che Cesarotti avevano dei negozi. Sì, avevano delle attività. Cioè avevano delle attività. Che attività avevano? Può essere più preciso? O comunque se lo ha saputo o lo ha constatato lei di persona? No, le attività non le ho constatate io di persona. Ma che avessero attività è una cosa, che possedessero dei negozi o qualche negozio è altra cosa. Perché non è un'attività, un negozio. Allora quindi lei conferma che avevano negozi? Avevano delle attività, se erano negozi, se erano altre cose non lo so, comunque avevano delle attività lavorative. Quello che erano non lo so, se non le avrei detto nell'esame del pubblico ministero. Ma la domanda mia, come controesame, verte sul punto relativo alla circostanza che lei, a domanda del pubblico ministero, ha risposto testualmente: so che avevano qualche negozio, ma di preciso non lo so. Lei ha detto questo?
Sì, io negozio, devo dire, no come negozio in se stesso, come attività, diciamo, un magazzino, negozio, una cosa del genere, attività dentro una struttura, non è che avevano un'impresa all'aperto. Ecco, quindi... Poi ho detto che si diceva che il barrottagono era pure loro. Ora, questo negozio, questo magazzino, questa attività è stata attività lavorativa? È stata mai da lei visitata? No. Quindi sono tutte cose che lei ha preso da terzi? Sì. Di persona non ha preso niente? No, di persona no. Lei ha detto che facevano circolare denaro. Che significa? Facevano? Circolare denaro. Io ho detto che reinvestivano denaro, non circolare. Reinvestivano denaro. Come fa a sapere che reinvestissero denaro? Perché mi è stato detto in seno all'organizzazione. Quindi fino ad ora, se non ho capito male, tutto quello che lei ricorda è perché gliel'hanno detto in seno all'organizzazione. Sì, no, io di queste cose con i Cesarotti non ne ho mai parlato. Non ha mai parlato? No, di reinvestimento. Lei non si è mai rivolta a Cesarotti per qualsiasi tipo di favore? No, per favore no. No. Mi dica una cosa, lei ha riferito che uno dei fratelli Cesarotti aveva o ha una bella villa. Lei ha parlato testualmente di bella villa, una villa molto bella. E lei è mai stato in questa villa? Sì, sono stato, diciamo, all'entrata di questa villa, dal cancello, tra il cancello e lo stabile. E perché ci è andato? Ci sono andato per mi sembra per avere delle notizie in merito perché loro avevano dei rapporti con personaggi delle forze dell'ordine, se c'era movimento o no. E con chi ha parlato? Ho parlato con Salvatore Cesarotti. Mi sa dire in che periodo è stato? Qual è l'anno approssimativamente? 1992. 92. E qual era il problema suo che la spingeva ad andare a trovare Cesarotti? No, problema non ce n'erano. Il problema era che quando c'erano dei movimenti delle forze dell'ordine tra di noi ci avvisavamo e che ci andavamo a coricare fuori. Ma tenuto conto che lei poc'anzi ha detto che non aveva mai chiesto favori ai Cesarotti, che li conosceva così e li salutava senza rapporti, come fa? Cioè, mi spieghi come mai lei con una persona che conosce appena, ciao e un saluto, lei va a fare una richiesta di questo genere? Io, quando lei si riferiva a favori, noi stavamo parlando di soldi e non soldi, e io dicevo che di questi favori io non ce ne ho mai chiesti. Poi sia loro come io sapevo chi erano loro e loro sapevano chi erano io, quindi se io andavo lì e gli chiedevo una cosa loro mi rispondevano, tranne che era una cosa che si doveva discutere a carattere, diciamo, con il benestare del capodecina, e allora io ci sarei andato accompagnato, ma siccome era un'informazione banale, lo sapevamo insieme all'organizzazione che loro intrattenevano dei rapporti con alcuni delle forze dell'ordine, e quindi non c'era bisogno di passare da nessuno, come altrettanto io avrei fatto se avevamo qualche notizia di qualche operazione di polizia, di personaggi che ci filtravano le notizie a noi, se li incontravo glielo dicevo. Ora, a proposito di quello che lei ha detto ora, lei si recò nella villa di Cesarotti autonomamente o fu qualcuno che le chiese di andare da Cesarotti? No, fu il Malpassoto che mi chiese di andare da Cesarotti e mi disse che loro avevano
stretti rapporti con uno della questura di Catania. Ho capito. È stato quindi il Pulvirenti Giuseppe a chiederle di andare da Cesarotti. Sì. Lei conosce il bar Ottagono di Massalucia? Sì. E ha detto lei a domanda del pubblico ministero che il bar Ottagono è di proprietà di Cesarotti, o comunque i Cesarotti sono interessati alla proprietà di questo bar. Così ho sentito dire. Da chi? Da Pippo Grazioso. Ma lei personalmente non ha notizie in merito? No. No. Ha mai visto i signori Cesarotti in compagnia di qualche personaggio della sua organizzazione che non fosse di Mascalucia? Sì. Vuole dire con chi? Con Carmelo Zuccaro. E chi è Carmelo Zuccaro? Carmelo Zuccaro è una persona che fa parte della famiglia Santa Paola ed è unitamente a Domenico Zuccaro capogruppo del gruppo della stazione. E dove l'avrebbe visto? L'ho visto lì, proprio dove lo Zuccaro c'ha un negozio che vendono materiali per i trattori, fanno una specie di ferramenta però a tipo carattere industriale. Quindi nel negozio o nel capannone di questo Zuccaro? Sì. E dove si trova questo capannone? Questo capannone si trova vicino alla stazione. Lei frequentava il capannone di Zuccaro? Sì, ci sono andato diverse volte. Ha visto altre persone oltre Cesarotti nel capannone di Zuccaro? Sì, ho incontrato tante persone. Ecco. E come fa? Cioè, l'incontro, il fatto che lei abbia visto Cesarotti nel capannone del Zuccaro, come fa a così inserirlo in un discorso di appartenenza all'organizzazione? Io non è che lo inserisco su questo, già io lo sapevo da prima che il Cesarotti apparteneva all'organizzazione. Ma dico, può escludere lei che quell'incontro sia stato determinato da motivi di lavoro o di commercio? No, io non lo so quell'incontro, il Cesarotti che cosa stava discutendo con lo Zuccaro, però so che quando sono arrivato mi ha salutato e ha cominciato a parlare, mi ha chiesto del Malpassoto e via discorrendo. Quindi una persona che non ci interessa l'organizzazione non va a chiedere tutte queste cose. E questo l'ha chiesto a lei? Sì, l'ha chiesto a me. Da ciò io ne deduco che il Malpassoto sapeva che Cesarotti era nell'organizzazione. Da ciò? Dico, io ne deduco che il Malpassoto era a conoscenza che Cesarotti facesse parte dell'organizzazione. Sì, il Malpassoto lo sapevo e fu lui a specificarmi che erano degli uomini d'onore perché io non lo sapevo. Ho capito. E mi disse addirittura che il più grande è, diciamo, la persona quella che ho descritto stempiato, un po' stempiato, è il primo che è stato fatto uomo d'onore. E questo glielo disse il Malpassoto? Sì, io come non li potevo sapere. Senta, credo che io mi stia avviando alla conclusione. Vuole indicarmi, vuole descrivermi la casa in cui lei è andato, comunque l'esterno, perché mi pare che lei ha detto di non essere entrato nella casa di Cesarotti. Sì, come ho detto, la casa si trova in una strada privata che porta nella casa di Giuseppe Grazioso. C'è un cancello automatico davanti e c'è l'entrata e poi si arriva nella villetta e c'è un giardino, c'è un po' di verde, va. Sì, ma dico qualcosa di caratteristico di questa casa. Lei è entrato in questa casa? Io non sono entrato, sono rimasto lì davanti. Ma è una casa grande, molti appartamenti? Sì, è una casa grande e non è fatta cioè ci sono altre tipo altre costruzioni, non so se è tutta una, però comunque è grande, è fatta a più pezzi, voglio dire.
Ma che lei ricorda... Sarà un garage, sarà una cantina, non lo so, io non ci sono entrato. Non è che c'era lo stabile, quella abitazione e finiva là. Poi di fianco c'era pure un'altra costruzione quasi attaccata. Poi altre cose non è che ci ho fatto la fotografia. Mi rendo conto, però io gradirei, ripeto, sapere da lei, se lei lo può dire, come mai lei non è entrato in questa casa dal momento che lei si è recato, credo richiesto dal Pulvirenti Giuseppe, come penso lei poc'anzi abbia detto, come mai non si è entrato in quella casa e si è rimasto fuori? Guardi, io non sono entrato, anche perché se tutti i posti che io andavo mi mettevo ad entrare, facevo 10 appuntamenti al giorno e mi finiva la giornata, perché io di giorno andavo a destra e a sinistra, giravo assai, e quindi se mi mettevo a perdere tempo non riuscivo a fare tutto il da fare che c'era in seno all'organizzazione. Quindi io sono andato lì, ho espletato il mio compito e me ne sono andato subito. Ho capito. Io avrei finito, Presidente. Presidente, mi dà un attimo la parola? Nella speranza che lei riveda il giudizio sul mio conto, le segnalo che il verbale in questione, per errore ho detto le dichiarazioni rese a Bologna, ma in effetti erano rese a Firenze. Si tratta del processo Vega depositato nel fascicolo del dibattimento, verbale d'udienza del 18 marzo 95, nel corso della quale Pulvirenti ha reso delle dichiarazioni. Se lei vuole io gliele leggo. A pagina 39. Questo non occorre, è sufficiente l'indicazione. A pagina 39 comunque per l'osservazione del pubblico ministero. A pagina 39 e seguenti, Presidente. Sì, e per quanto riguarda il giudizio sul suo conto, Avvocato, io non ho detto che lei è scorretto, ho detto che ritenevo il controesame scorretto nel senso di non corretto. Ho capito, questo l'ho capito. Chiedo scusa, Avvocato Napoli. Tutto chiarito, Presidente. Sono depositate nel fascicolo del dibattimento di questo processo le dichiarazioni? Sì. Allora, altro intervento? Avvocato Cannavò. Signor Presidente. Sì, Presidente, grazie. Dopo. Signor Marvaglia, sì, si deve alzare? Se un attimo mi facevo andare in bagno. D'accordo. Allora, Avvocato Cannavò può procedere. Grazie Presidente. Senta, lei ha detto che ha fatto uso di sostanze stupefacenti. Nel 1982 faceva uso di sostanze stupefacenti? Io ho detto che facevo uso di sostanze stupefacenti. Basta, non rispondo più a queste domande. La ringrazio. Lei ha detto che nel novembre dell'82 è stato arrestato. Per quali reati è stato arrestato? Per tentata rapina e per rapina continuata e tentata rapina. Nei confronti di qualche banca? No. Di chi allora? Nei confronti di rifornimenti, cosa da ragazzini. Quante erano queste rapine? Una o più di una? Più di una. Può quantificarle se le ricorda? Adesso non me li ricordo, comunque 3, 4. Senta, in relazione a questi reati lei si protestò innocente oppure ammise la sua responsabilità? No, ammisi la mia responsabilità. Un'altra domanda, ha l'abitudine lei di giocare d'azzardo? Giocare d'azzardo? Sì. No.
ha mai avuto interessi nel gioco d'azzardo che si svolgeva a Picanello? No, a Picanello no. Dove? Dove ho avuto io interessi? Relativamente al gioco d'azzardo? Sì, per un determinato tempo ho aperto una casa da gioco a Piano Tavola. Ho capito. Senta, lei poc'anzi ha parlato di incontri con tale Renato nei luoghi dell'organizzazione a Picanello. A me sfuggivano questi luoghi, li puoi indicare cortesemente quali sono? Sì, il bar Scuderi, il bar dei Ceusa e poi la torrefazione Lorè lì davanti, e qualche volta vi si apportava in una casa che mi sembra che è della madre di Carletto Campanella, di un parente di Carletto Campanella, lì vicino al bar Scuderi. Ho capito. E lì si è incontrato con il Renato? Sì, in alcuni di questi luoghi. Dico, in quella casa si è incontrato con il Renato? No, in quella casa no. Senta, lei ha detto che il Renato gestiva la bisca, che poi sarebbe una polisportiva o cosa del genere, così ha detto lei. Gestiva questa bisca a Picanello. Come fa a dire che la gestiva lui? Perché lo vedevo lì e poi perché lo sapevo, perché persone del gruppo Pulvirenti, qualcuno andava a giocare lì. E poi ho avuto pure un discorso in merito di soldi e non soldi con il Renato, di una persona che faceva parte del gruppo di Pulvirenti, e anche un'altra persona che era il figlio di un amico del Malpassoto, di quale aveva perso dei soldi lì nella bisca, e gli abbiamo sistemato la cosa. Può indicare queste due persone lei? Ma la persona, il figlio dell'amico del Malpassoto, il nome non me lo ricordo, invece la persona che fa parte dell'organizzazione del Malpassoto si chiama Nino Adornetto. Nino? Adornetto. La ringrazio, ho finito. Avvocato Pulisani. Posso? Grazie. Signor Malvagna, lei è stato, poco fa ha detto, detenuto a Piazza Lanza dai primi di novembre 82 ai primi di dicembre dell'84? Sì. E successivamente? Successivamente ci sono tornato per poco tempo nel 1989. Per poco tempo, vuole precisare? Ma una ventina di giorni, un mese. I mesi mi interessa. E i mesi non me li ricordo adesso, mi sembra maggio, una cosa del genere. Maggio, giugno. Sì. Sì, perché in effetti doveva essere giugno più che altro, perché io ero in semilibertà, sono stato chiuso e poi sono venuto per discutere, diciamo, se veniva rievocato oppure no la semilibertà al tribunale di sorveglianza. Normalmente passano 30 giorni, quindi doveva essere giugno, metà giugno. Quindi lì. lei è stato nel mese di giugno per 20 giorni ristretto dove? Nella sezione riservata ai semiliberi? No, Dove? sono stato, come ho già detto, al sinistro, al primo piano, alla cella, se non erro doveva essere la 42. Lei ha conosciuto Sant'Onofrito nel carcere, ha detto, nel 1984. Nel 1984? 84. 83-84, sì. Dopo la scarcerazione, perché lei è stato scarcerato a dicembre dell'84, Sì, ha mai incontrato Sant'Onofrito fuori? sì, come ho già detto l'ho incontrato. Quante volte? Quante volte adesso non lo ricordo. Le volte che ho già detto. Dove? L'ho incontrato lì al Viale Ionio, l'ho incontrato nella piazzetta che c'è più sotto, all'imbocco del Viale Ionio, venendo dal Viale Africa. Poi, l'ultima volta quando? No, l'ultima volta non lo ricordo, l'ho visto a Mascalucia quando veniva a trovare a Piero perché si veniva a prendere i soldi della sostanza stupefacente.
Comunque non li ho contate quante, comunque l'ho visto svariate volte. Poi l'ho visto quando hanno preso appuntamento con Gerolamo Rannesi per consegnargli l'eroina. Ma lei gliel'ha vista consegnare l'eroina? No, io gli ho visto prendere l'appuntamento. Mi dica un po', lei ha avuto mai rapporti diretti con Sant'Onofrio in relazione ad affari illeciti? No, discussione dirette con me non... No. Io desidero che lei dica alla Corte in quali occasioni ha avuto contatti diretti con Sant'Onofrio e non per averlo sentito dire da altri. Ce ne sono? Sì, io ho avuto un contatto diretto quando gli ho detto che avevo bisogno di un poco di eroina. È stato in quel periodo che se l'era presa Gino Rannesi. E lui gliel'ha data? Lui mi ha detto che non c'erano problemi e basta che lo dicevo... Sì, ma l'affare si è fatto. Io No. desidero sapere se c'è stato uno spaccio di sostanza stupefacente da parte del Sant'Onofrio nei suoi confronti. No, No. poi non si è fatto più. Quindi in pratica lei non può dire che Sant'Onofrio ha mai venduto sostanza stupefacente per averlo appreso direttamente. No, io non me ne Non sono lo- mai non lo preso, può sì. dire. Lei ha detto che Sant'Onofrio le risulta essere uomo d'onore. Come lo sa lei che è uomo d'onore? Io ho detto che Sant'Onofrio mi risulta essere uomo d'onore. Ieri l'ha detto. Ha detto Sant'Onofrio è uomo d'onore. Probabilmente forse ho capito male io o forse lei pensava un'altra cosa. Ritengo che l'ha detto. Comunque, o in questo momento lei può dire che non lo è o non le risulta, o se le risulta. Cioè, dia una risposta. Le risulta che Sant'Onofrio è uomo d'onore? Le faccio la domanda. No, se l'ho detto mi sarò confuso. Allora, non è uomo d'onore. E lei ha anche riferito di sapere che Sant'Onofrio ha fatto contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Sì, Lo sa per averlo appreso da chi? da lui stesso. Gliel'ha detto lui. E poi una domanda desidero farle. Quando il signor Pubblico Ministero ha trattato la posizione di Madonia, lei ha parlato di un grosso traffico di sostanze stupefacenti. Se non le dispiace, desidererei che lei mi chiarisse la vicenda. Cioè l'interessamento o il coinvolgimento di Sant'Onofrio in questo grosso traffico di sostanze stupefacenti. Il Sant'Onofrio Giuseppe, Sant'Onofrio Carmelo, no scusi, il Sant'Onofrio Carmelo per conto dell'organizzazione della Santa Paola e precisamente del gruppo in cui era inserito e di Ciuzzo Mangion, operava unitamente anche a Madonia, al gruppo Scusi, Madonia. ma questo lei perché lo sa? Per averlo appreso direttamente o perché le è stato riferito da altri? Io desidero che lei mi riferisca soltanto in ordine a fatti che sono caduti sotto la sua percezione diretta e non per averlo appreso da altri. E allora mi devo stare zitto. Non ne sa niente allora. Cioè, non ne sa niente lei. Ma io direttamente con lui a me non mi ha mai dato niente, però lui ha parlato di queste cose, perché oltre a parlarne lui lo dicevano pure gli altri, Sì, ma vede, che ci signor mettiamo... Malvagna, altro che se ne sente parlare, altro che si vede e si sente direttamente. No, io Ora, direttamente ha non rilevanza la sua testimonianza in questa sede soltanto per tutto ciò che lei sa, per averlo appreso direttamente. Ma io questo qua non lo... La Corte deve valutare quello che lei Queste, dice. avvocato, mi scusi, sono sempre le sue considerazioni. Ha detto che comunque l'ha appreso da lui, non l'ha visto, l'ha preso. Dico, se lei Che significa, incomincia- signor Pubblico Ministero? Avvocato- Io ho premesso, desidero che mi chiarisca soltanto quei Mi ha fatti chiarito, che conosce direttamente. Lo ha già chiarito. e Dico, ha se lei si mette a fare No, le sue no, ma considerazioni... perché interviene, dottore allora, Bertone? oggetto- Io ho fatto una domanda, il Scusi, collaborante avvocato. ha risposto, sono soddisfatto. tutti siamo Va bene. soddisfatti, Benissimo. avvocato. Oh. Quindi lei, in ordine ad attività illecite di Sant'Onofrio, non può dire nulla. Questo... Ma non risponda lei, dottor Bertone, per favore, faccia rispondere il collaborante.
questa domanda lei già l'ha fatto. Sì, signor Presidente, ho detto, e il Malvagna ha detto che cominciato a dare una risposta che è stata bloccata, e io devo far osservare che oggetto di conoscenza non sono soltanto fatti, ma sono anche discorsi. Sì, ma discorsi, Ed è signor Presidente, che io devo verificare. Che stava facendo Malvagna. Discorsi che io devo verificare, quindi non discorsi che non posso verificare. Questa che è una sua conclusione sotto forma di domanda non è corretta. Sì, signor Presidente, ma io li devo poter verificare questi discorsi. Devo essere messo nelle condizioni di controllare. In ordine al Mangion Francesco, lei ha detto di averlo incontrato una sola volta nella clinica di Gaetano Asero. È vero o no? Sì. Non l'ha incontrato altre volte? No. Quindi lei non ha mai avuto un contatto diretto con Mangion Francesco? No. E per quanto riguarda allora quel coinvolgimento del Mangion, che lei gli attribuisce anche una squadra che operava direttamente ai suoi ordini, lei lo sa per averlo appreso sempre in seno all'organizzazione o perché lei ne ha avuto una conoscenza diretta? Sempre in seconda persona. In seconda persona. Volevo dire una cosa, in seconda persona non è mettiamo, se uno c'è da fare una cosa o da condurre un affare, va direttamente ogni volta da Mangiano che è il latitante, tutte queste cose. In seno all'organizzazione, quando una persona si muove, deve sapere come muoversi e con chi ha da fare. Quindi se uno mettiamo c'ha di bisogno lo stupefacente o c'ha di bisogno un'arma, una cosa, allora lo stupefacente dove lo vado a prendere? Naturalmente nella nostra organizzazione chi lo tratta lo stupefacente? Uzzo e allora si va. Lei mi deve fare finire avvocato però, perché se lei mi interrompe sempre io non capisco più niente. Allora, come facevo l'esempio per lo stupefacente, sia per l'arma e sia per cosa, non è che uno nell'organizzazione che ci sono svariate persone e si opera in vasto campo, uno deve maneggiare proprio tutto, perché allora parliamo delle cose che ho maneggiato io ed è finito il processo. E infatti dobbiamo parlare delle cose che ha maneggiato lei, come c'è la sua espressione. Non abbia preoccupazioni di questo genere comunque, Malvagna. Lei si attenga alle risposte, alle domande che le fanno. In ordine a Nannì Antonino, lei ha detto che le risulta che appartiene all'organizzazione. Come sì. le risulta? Ma mi risulta perché si sanno queste cose e perché mi è stato detto in seno all'organizzazione. Lei sa se Nannì Antonino ha mai svolto attività illecita? No, questo non lo so. Non lo so. Fratelli Strano, Giuseppe e Mario, lei dove li ha conosciuti? Giuseppe Strano, Pippo Belli. Sì, e Mario. Sì. Li ho conosciuti al carcere di Piazza Lanza. Nell'anno? Nell'anno 1980. 89 se non vado errato. Ed erano ristretti nello stesso braccio dove era lei? Sì, erano ristretti nello stesso braccio dove ero io. Dopodiché non li ha più incontrati? Dopodiché l'ho incontrati, diciamo, fuori in libertà e poi pure in carcere. Sì. Dopo la scarcerazione lei li ha visti fuori? Sì. E per quanto riguarda l'attività che svolgevano sia l'uno che l'altro, lei li ha inquadrati anche loro in quella famosa squadra? Sì. Lei ha avuto mai contatti, rapporti diretti con l'uno o con l'altro? No, rapporti diretti mai, non mi hanno mai dato niente. Quindi in pratica quello che lei può riferire sul loro conto è sempre per sentito dire da altri? Sì, per sentito dire da altri e per sentito dire anche da loro stessi. Ho finito, signor Presidente, grazie. L'avvocato Pogliese deve intervenire? Intervengo io. Ho ritenuto di dirlo perché siccome rimane poco tempo a disposizione ed è qui da stamattina,
Allora, intervengo io? Certo. allora facciamo un po' il conto. L'avvocato Calì, l'avvocato Faraone, l'avvocato Passanisi e l'avvocato Di Giorgio. E chiudiamo. Allora, avvocato Calì. Scusi, signor Presidente, Sì, me la sono avvocato dimenticata. Comisano, Mi perdono. Signor Malvagna, lei stamattina ha risposto a una domanda del signor pubblico ministero che gli ha chiesto se ha conosciuto tale Nino Ballerino, Sì, Paratori Antonino. non lo so se si chiamava Paratore, non me lo ricordo. Nino Ballerino. Sì, L'ha conosciuto personalmente? sì, l'ho conosciuto in quel ristorante che ho detto stamattina. Nel carcere mai? No, nel carcere mai. Non l'ha incontrato nel carcere, a Piazza Lanza? No, non l'ho incontrato. Va bene, grazie. Avvocato Calì. Signor Malvagna, lei ha detto di avere sentito parlare di Robertino. Ricorda la circostanza? Sì, ho sentito parlare più volte lì a Picanello di Robertino e poi anche in altre occasioni. Cosa intende dire in altre occasioni? Una volta mi trovai ad andare a Taormina in un locale, non mi ricordo se si chiamava Colosseum, una cosa del genere, un locale che si trova però al di fuori di Giardini Naxos, per andare verso i paesi, diciamo, ritornare verso Catania dalla vecchia strada. E siccome in questo locale la nostra organizzazione voleva, diciamo, fare affari, voleva prenderselo loro, e il gestore di questo locale aveva dei debiti e addirittura era indebitato con la Banca Popolare di Belpasso. Siccome nel contempo in società con questa persona si erano messe persone di Paternò, io mi recai lì e gli dissi man mano di non dargli più soldi all'altro socio, man mano che si incassavano soldi, estinguere un debito che avevano direttamente con la Banca Popolare di Belpasso, di cui che la banca ci interessava a noi. E loro mi dissero che era venuto anche un certo Robertino di Picanello, che questa persona gli doveva dare dei soldi che loro avevano dato a questa persona a titolo di usura. Mi disse, si è presentato qua come il cugino di Carletto Campanella, dice, tu lo conosci? Io ho detto, io lo conosco, non ti preoccupare. Poi sono andato a Picanello e abbiamo chiarito la cosa. E con chi l'avete chiarito? L'abbiamo chiarito con Turi Cristaldi e c'era anche questo ragazzo che si chiama Robertino. Sì, ma lei conosce il gestore del locale? Il gestore di quale locale? Il locale di cui sta facendo riferimento? No, il gestore non lo conosco, conosco quello che se l'era preso in società, che poi però so che se ne sono usciti, si sono indebitati ancora di più e se ne sono usciti. Ma allora lei ha parlato col gestore o con quello che era in società con il gestore? No, io ho parlato con quello che era in società con il gestore, perché facevano parte del gruppo dei paternesi, quelli in quel periodo c'era Mimmo Assennata che dirigeva questo gruppo e Saretto Fallica. Ma allora il gestore non sapeva niente di questa attività? Il gestore di quale attività? Del locale, sì. Il gestore dell'attività lo sapeva, non sapeva niente che io ero andato a parlare lì e a dirgli di non dargli più soldi. Ho capito. E allora il socio del gestore chi era? Lo sai indicare? Ma la società, il nome non lo so a chi era intestata, perché sicuramente non era intestata a quel ragazzo che ci badava. Era un ragazzo che faceva il meccanico. Guarda, man mano che entrano i soldi, prima di fare la divisione, mandami a chiamare, perché se gli dai i soldi a questo di qua non ce li, cioè, volevo recuperare i soldi che mi toccavano a me. Ma lei è in grado di poter indicare qual è questo locale? Sì. Può dire esattamente dove si trova? Come ho già detto, si trova nella strada, come si arriva a Giardini Naxos, c'è una strada che poi porta in paese all'interno, io non li conosco tanto bene queste zone. È un locale particolare perché è sopra una specie di collinetta.
E lei ricorda anche la quota di società che intercorreva tra questa persona che le ha detto Alfio Biondo e il gestore? Ma loro mi fecero capire il 50% a testa, però la quota di preciso non è che mi interessava a me tanto la quota, mi interessava rientrare i soldi che interessavano loro. A quanto ammontava il debito di usura a cui lei ha fatto riferimento, signor Malvagna? Ma un centinaio di usura? Quello di usura non lo so a quanto ammontava. Non lo ricordo, con 50-60 milioni, una cosa del genere. Quello nostro ammontava a 100 e passa milioni, che era un prestito che era stato fatto con la Banca Popolare di Belpasso, sotto l'interessamento, cioè aveva preso buono il Malpassoto per fargli avere i soldi a questa persona. E le fu detto anche qual era il tasso di usura che pagavano? Il tasso di usura che pagavano al gruppo di Picanello? Così come lei ha detto. No, questo non mi fu detto. No, lei ha detto che queste persone erano indebitate per un prestito ad usura. È vero o no? Sì, per un prestito d'usura che dovevano dare al Robertino che c'era andato lì per i suoi soldi, erano indebitati con noi, con il gruppo Pulvirendi, invece per un prestito che non era usura, era un prestito che gli aveva fatto la Banca Popolare di Belpasso, dove aveva dato garanzia il Malpassoto. Sì, ma le modalità del prestito a usura di cui lei ha fatto riferimento prima, le No, conosce o no? Non li conosco perché non li stabilivo io, se la sbrigavano quelli che avevano fatto l'usura, quelli di quel gruppo. Ovviamente lei non le poteva stabilire perché lei non era interessato, però lei ha detto che Alfio Biondo le disse che loro erano indebitati per un prestito con tassi usurai. Le disse a quanto ammontava sia il prestito che il tasso usuraio che veniva praticato? No, a quanto ammontava non me lo disse, però quando si parlava... Scusi, ma allora che le disse? L'avvocato mi fa parlare? Sì, infatti. Stavo continuando io. Può essere che c'era anche la spiegazione. Noi quando si parlava di usura già lo sapevamo, il tasso minimo era il 10%, piuttosto in più poi che in meno. Non è che io andavo a dirgli a quando ce l'ha data, al 10, al 12, che mi interessava a me, erano soldi che questa persona doveva dare al gruppo di Picanello e che il gruppo di Picanello era venuto a reclamare. Loro mi hanno mandato a chiamare per dirmi se era vero che questo Robertino era il cugino di Carletto, cioè mi hanno interpellato perché loro, per quanto riguarda gli affari con Catania, si filtravano con me. Sto parlando del gruppo di Paternò che avevano preso in società quel locale. Sì, ma non mi è chiaro se le fu detto a quanto ammontava il tasso di usura oppure lo deduce lei secondo la sua esperienza. È sufficientemente chiaro, avvocato Carì, passiamo ad altro argomento. Da che cosa le risulta che vi era il rapporto di parentela con Campanella? Perché tutti quanti lo dicevano che era cugino di Carletto. Ma tutti quanti chi, signor Malvagna? Naturalmente non è che lo potevano dire gente estranea, all'organizzazione quando si indica una persona, per esempio a me Filippo Cui, uno potuto ma passato, quello dice Robertino il cugino di Carletto, e già si individuava la persona. Ho capito, ma allora a lei non le risulta direttamente ma soltanto per sentito dire? Sì, questo... Possiamo procedere. E in occasione di questo episodio di cui abbiamo parlato, poi lei si è incontrato personalmente con il Robertino? C'era pure il Robertino, sì. E oltre a questa occasione poi lo ha visto altre volte? Ma lo vedevo quasi sempre, era lì a Picanello. E pertanto ha avuto modo di poterne ricordare le caratteristiche somatiche così come lo ha descritto al pubblico ministero? Sì. Senta, lei ricorda in che occasione ha conosciuto Zucchero Domenico? No, in che occasione di preciso non me lo ricordo, l'ho conosciuto nel 1992, però l'occasione precisa non me la ricordo, però già ne avevo sentito parlare. Sì, ricorda in che periodo lo ha conosciuto esattamente? No, il periodo no.
Durante l'esame che oggi ha condotto il signor Pubblico Ministero, lei ha riferito una circostanza diversa e questo vale come contestazione, signor Presidente. La circostanza è relativa all'anno in cui lei ha conosciuto Zucchero Domenico, perché ha detto testualmente che lo ha conosciuto alla fine dell'anno 1991. Oggi sta riferendo a circostanze diverse, cioè che lo ha conosciuto nell'anno 1992. Io desidero sapere qual è il motivo della difformità, se lei è in grado di poterlo indicare. Guardi, avvocato, fine 1992, fine 1991, inizi 1992, non è che io cronometravo il tempo, io sto cercando di essere il più corretto possibile, di inquadrare, diciamo, la data temporale, però 1 mese, 2 mesi mi posso anche sbagliare. Sì, è vero, lei infatti 1 mese, 2 mesi può sbagliare, io le sto dicendo semplicemente che ha indicato dapprima l'anno 91, adesso l'anno 92, quindi come lei vede non è tanto di 1 mese, ma bensì cambia l'anno. Io ho detto fine, avvocato. Ha risposto alla contestazione. Comunque per me è sufficiente la risposta che ha dato su questo punto. Sì, per me. Lei tende a fare rilevare un errore o... No. Ho rilevato una contestazione, per me è sufficiente, esaurendo tutto quello che ha detto il riferente su questo punto. Lei ha detto anche di conoscere uno dei fratelli soprannominati Catina. Sì. Ha riferito di averlo visto una volta soltanto. Conferma la circostanza? Sì. Sa indicare che lavoro svolge questa persona? No, che lavoro svolge non so indicare, so solo che era lì in quel negozio dove vendevano le scarpe, era un negozio, se non erro doveva essere all'ingrosso, un grosso negozio, e lo gestiva là, se la sbrigava lui, come mi fece capire Natale di Raimondo. Poi se faceva quel mestiere solo oppure aveva altre attività in cui ci badava, questo non lo so. So che gestivano pure un supermarket loro al villaggio Sant'Agata, a livello però di famiglia, però io non ci sono... Scusi, avvocato Curcuruto o Occhialti, se può contattare l'avvocato Pavone per dirgli di non venire. Presidente, chiedo scusa se intervengo, ma forse già da adesso ci sono problemi questo di tempo. Gli avevamo detto che l'avremmo aspettato per le 7, per le 19 e mi sta avvenendo questo appuntamento. Non mi dispiace farlo venire per niente. C'è qualcuno che è in grado di contattarlo? Presidente, io penso che non lo posso contattare. Posso provare, ma penso di no. Penso di non poterlo contattare. Posso provare, però non sono sicuro se riesco a contattarlo. La ringrazio. Prego. Procedo. Stava riferendo dell'attività dove lei ha visto... Scusa se interrompo l'avvocato Cadì, il suo controesame deve durare a lungo? Perché ci sono dei problemi... No, non ho molte altre domande. Volevo rappresentare un mio impedimento. Io martedì devo andare fuori Catania per ragioni di lavoro e avrei esigenza di... Sono stato Signore, io ho detto fino alle 19. rispetteremo l'orario che cercare. mi ha indicato, Presidente. Presidente, io impiegherò ancora qualche minuto, Presidente, non altro. Chiedo scusa, penso che non sia possibile per ragioni attinenti al collaborante condurre il controesame fino alle 19. Signori, questa circostanza doveva essermi rappresentata per tempo. Ho detto sino alle 19, mi sono impegnato per le 19. Ora non posso. Presidente, io gliel'ho rappresentata poc'anzi questa circostanza. Allora, procedo. In ordine all'attività lavorativa di cui stava riferendo il signor Malvagna, lei è in grado di dire altro? No. Senta, lei è in grado di poter dire di quale estorsione sarebbe reso autore il Catina, così come ha riferito durante l'esame condotto al signor Pubblico Ministero? Ma io non mi ricordo di aver riferito una cosa del genere.
se mi sollecita la memoria lei, mi sembra di non aver detto che si era reso responsabile di un'estorsione. A me basta questa risposta, signor Presidente. Lei è in grado di dire se è stato recentemente detenuto presso il carcere di Bergamo? Io dove sono stato detenuto vi dovete informare con il Ministero, per motivi di sicurezza mia io non vi dico niente. Bene, non ho altre domande, grazie Presidente. Avvocato Di Giorgio? Sì. Lei martedì è impedito pure, Avvocato Faraone? Io ho un paio di domande soltanto, penso di non impegnare più di 5 minuti, ma comunque dopo il collega Di Giorgio. Avvocato Di Giorgio. Sì. Signor Malvagna, lei mi pare nell'udienza di ieri ha parlato di tali Paolo e Franco che conobbe dove? Dove gli vennero presentati, se lo ricorda? Ha detto nome e cognome, avvocato. No, non mi sono spiegato. Sì. Dove? Il luogo dove conobbe questi? Siccome lei ha detto, ha parlato di Paolo e Franco. Di tali Paolo ha parlato con Maniscalco e Altamonte o Albamonte. Sì. No, ma io non volevo. Sono due palermitani, non credo che volessi dire qualcosa. Ricorda dove li ha conosciuti il signor Malvagna? Sì, li ho conosciuti a Milano. A Milano. Glieli presentò chi? Me li presentò Garofalo Piero. A Milano dove li conobbe? In quale luogo di Milano? A Milano noi ci incontrammo all'hotel al Jolly President. Senta, la persona mi pare che fosse Paolo Altamonte o Albamonte, con cui avete parlato dell'attentato a Maurizio Costanzo e dei favori che vi sareste dovuti scambiare con quelli di Palermo. A Palermo che ruolo aveva? Per quello che mi diede a intendere lui erano degli uomini d'onore riservati di Totorino. Diede a intendere in che senso, chiedo scusa signor Malvagna? Loro parlano a mezza parola, non è che parlano, sono un uomo d'onore riservato. Si parlava, è uscito e lui ha detto, dice, lo sai, c'è un'indagine per gli uomini d'onore riservati, così, dice, stanno scavando, dice, vabbè che non è che si stanno sbagliando tanto assai. E parlava che erano indagati per il momento soltanto il Maniscalco, ma pure lui aveva questo timore. Indagati per che cosa? Chiedo scusa signor Malvagna. Avevano delle notizie loro, oppure erano indagati che c'erano delle indagini in corso su di loro per una tranche cosiddetta uomini riservati, uomini d'onore riservati. Lui, siccome io chiedevo come mai il Franco Maniscalco, che si accompagnava sempre a lui, non era venuto a trovarmi, e lui mi dice no, si sta nascondendo perché c'è questo e quest'altro. E poi mi disse con la battutina, dice, non è che si sbagliano tanto, e già uno capisce tutto. Tranne me. Sì. Presidente, ho contattato l'avvocato Pavone, mi diceva che lui martedì non c'è perché è in Cassazione, quindi vorrebbe venire. No, è possibile. Questo mi ha detto. Sì, la ringrazio, sì. No, se lo può contattare e dire di non venire. Va bene. Che non è possibile attardarci oltre. Va bene. Grazie. Avvocato Di Giorgio. Sì, io forse non sono stato molto chiaro, signor Malvagna, nella mia domanda, però credo di aver capito che lei avesse detto che la persona in seno all'organizzazione a Palermo fosse un uomo riservato di Rino, ho capito bene? Sì. E lei questo mi disse di averlo compreso da qualche mezza frase, mezza parola. È così? Sì, loro parlano a mezze parole, però quando si parla a mezze parole si parla di un discorso concreto. Scusi, avete parlato dell'attentato a Maurizio Costanzo con questa persona? Sì. Sì. Quindi si parlò chiaramente di questo attentato? No, non si parlò chiaramente. Non si parlò chiaramente. Dapprima si cominciò a baccagliare e poi... Alla fine? Sì, alla fine, cioè, io non è che gli ho detto che è il lavoro di Maurizio Costanzo, il lavoro che noi dovevamo fare a Roma, noi solo quello dovevamo fare. Quindi non è che io dovevo fare la ricerca di tante cose.
Lui parlava così e io gli rispondevo a tono, anche perché non volevo venire meno alla linea di discorso che lui portava. Cioè, questo tipo di discorsi per fatti di rilevanza, se vogliamo, nazionale, venivano fatti così, fra lei, che mi pare abbia detto non era uomo d'onore, e una persona riservata di Reina, giusto? Sì. Senta, lei ha parlato dell'omicidio in danno di tale Celano e Cioccolata. Sì. Quanti eravate a partecipare a quell'omicidio? Eravamo parecchi, eravamo. Quanti? Ma adesso non lo so, una decina. Una decina? Sì. Può essere in più, però di poco mi posso sbagliare. Certo. Siete andati, mi pare, nella zona di Palagonia per commettere questo omicidio, sì? Sì. Ci siete andati in macchina, presumo? Sì. E quante macchine avevate? Ma eravamo diverse macchine, io avevo la mia e altri avevano la loro. Sono state usate armi in questo omicidio? Sì. Lei che arma ha usato? Io non ho sparato. Ah, lei non ha sparato. No. E quindi il suo ruolo qual era stato nell'omicidio? Il mio ruolo era stato di individuare la persona e segnalarla. Poi al momento che si doveva fare l'agguato, se c'era di partecipare io avrei partecipato, ma loro hanno preferito, siccome la vittima non è che era ferma sul posto, si doveva aspettare, e hanno preferito agire quel gruppo di fuoco. E come l'ha segnalata lei? Come l'ha individuata la vittima? La conoscevo io la vittima, ci avevo parlato un sacco di volte. Era l'unica a conoscere era una o due le vittime designate? Una? No, erano due le vittime designate. E le conosceva tutte e due lei? Sì, li conoscevo tutte e due. Solo io. lei? Sì. E come le segnalò, si ricorda? Ma un paio di volte li incrociammo dentro diciamo il paese di Palagonia e non ebbimo il tempo di poter avvisare dove stazionavano gli altri con la macchina rubata per poterli attingere, perché lì i telefonini in quel posto era una zona negativa, non prendevano, non avevamo ricetrasmittenti e quindi il tempo che con la macchina raggiungevamo quel posto poi si partiva e la spedizione andava a vuoto, non li trovavano più in quel posto perché stavano girando con la macchina. Poi abbiamo visto la macchina parcheggiata vicino a un bar e abbiamo optato, saranno qui in zona, come rientrano, come ritornano per prendersi la macchina, li facciamo fuori. E così è avvenuto. Lei ha assistito all'esecuzione dell'azione? Sì, ero 30-40 metri, 50 adesso. Ero lì vicino, come ho visto tutto. Sì. Che armi vennero usate? Mi scusi, avvocato Di Giorgio. Per la verifica di attendibilità sull'episodio. No, Presidente, ha parlato di un mio assistito e ha parlato solo di questo episodio. Io non ho altra... In relazione a un mio assistito è stata fatta cenno di questo episodio. Io ho esigenza di parlare di questo episodio. Perché teniamo conto che non c'è contestazione per il suo assistito di questo fatto e che quindi tutto l'esame solo per questo è chiaro che lei sta conducendo sul punto deve essere limitato soltanto alla verifica di attendibilità. Quindi cerchiamo di restringere. Io avevo chiesto soltanto quali armi fossero state usate. Sono state usate fucile e pistola. Prego? Fucile e pistola. La pistola che calibro era? Ma erano di diversi calibri, poi materialmente quella che ha sparato non lo so. C'erano pistole a tamburo e pistole automatiche, semiautomatiche e fucile calibro 12. E quindi in tutto quando erano queste armi utilizzate? Ma le armi che si sono portate 4-5 pistole più un fucile, poi quelle che sono state utilizzate lì non me ne sono accorte quante armi hanno sparato. Comunque ho sentito spari di fucile e di pistola. Queste armi lei lo sa se vennero poi fatte sparire, dove vennero nascoste o che altro? Ma per le armi poi se la sbrigarono altre persone, penso che come solitamente si fa vennero fatte sparire. Lei non seppe più nulla di questa No, io poi me ne ritornai a Catania e non ci tornai più a Palagonia.
ormai a noi ci interessava solo l'esito della missione, che le persone erano morte e basta. Senta, Romeo Francesco, lei mi pare di aver detto di conoscerlo ieri. Sì. Come l'ha conosciuto? L'ho detto come l'ho conosciuto nel 1992 in relazione che Salvatore Santapaola diede incarico a Cosimo Di Benedetto di accompagnarmi a Messina da Franco Romeo per un problema che io dovevo risolvere in quel posto dei disturbi che aveva avuto un costruttore e la sua famiglia, dei disturbi che aveva avuto un costruttore e la sua famiglia lì a Messina. E quindi? Chi era questo costruttore? Il costruttore non me lo ricordo, come si chiamava, mi ricordo solo che aveva un cantiere, un deposito sotto Paternò nella strada che porta in direzione Sferro all'altezza del Ponte Barca. Quindi la ditta era di Paternò? No. Il costruttore di dove era? Scusa? Il costruttore era messinese. E i disturbi dove li aveva questo costruttore? In quale zona? A Messina. A Messina? Sì. Ma che venne fatta un'estorsione? Ecco, mi faccia capire, signor Malvagna. No, veniva continuamente fatto oggetto di furti di appartamento e danneggiamento e la famiglia si era impaurita. E quindi lei si recò su incarico di non mi ricordo chi ha nominato a Messina a parlare con questo signore per far sì che cessasse questa storia? Sì, e per far sì, perché nell'ultimo furto che avevo subito si erano portati, mi pare, qualche quadro, una cosa che lui ci teneva di famiglia, se si poteva recuperare. Si recuperò? No. Dove vi incontraste con il Romeo? Con il Romeo ci incontrammo in una casa che lui ha all'entrata di Messina, uscendo dall'autostrada, una casa che lui ha pure una stalla che ci tiene i cavalli, perché lui è appassionato pure di cavalli. E vi siete incontrati là? Sì. Cioè lei, poi chi c'era oltre a lei? Ero io e Cosimo Di Benedetto. E me lo descrive rapidamente il signor Romeo fisicamente? Sì, il signor Romeo è una persona di statura bassa, 1,60, 1,62, non di più, un po' pienotta, carnagione rosea. Sì. Comunque se lo vedo lo conosco. Sì, mi faccia capire, ma alla fine che cosa successe con questo costruttore? Lei ha detto non si recuperò niente in buona sostanza. O non si recuperò il provento di quel furto, non si riuscì a far finire quei disturbi, ho capito bene? No, non si recuperò niente, i disturbi finirono perché poi lui contattò persone del posto e se la sbrigò lui. E il costruttore, fino a che poi io sono stato arrestato, non ci ha segnalato più nessun disturbo. Sì, è in condizione di indicare chi avrebbe contattato del luogo? No, adesso non me lo ricordo. Che so, Sparacio di Messina, che so, Cavò? Non lo so. Non lo sa? No. Nessun'altra domanda? Avvocato Faraone, brevemente. Sì, grazie signor Presidente. Signor Malvagna, lei in quale anno è stato detenuto a San Vittore a Milano? Sono stato detenuto degli inizi del 1987 fino alla fine del 1987. Fino alla fine del 1987? Sì, dopodiché verso... No, soltanto di San Vittore Milano. No, e poi lei siccome... in che sezione si trovava detenuto? Aspetti avvocato, perché poi io gli devo dire che sono venuto giù in Sicilia e sono ritornato di nuovo a San Vittore. Se lo vuole sapere, se no gli dico solo quella data là. E lei quando è ritornato a San Vittore?
Come stavo dicendo, agli inizi del 1987, nel novembre dell'87 stesso io scesi al carcere di Enna. Poi tornai agli inizi del 1988 e mi trattenni per 2 mesi, 45 giorni, 50 giorni, 2 mesi circa. Tornai perché mi fecero l'appello, perché io quando scesi mi fecero il processo di primo grado e poi tornai per la celebrazione del processo d'appello. Lei nel primo periodo in cui è stato detenuto a San Vittore, in quale sezione si trovava ristretto? Mi trovavo ristretto al terzo raggio. Terzo raggio. Sì. E per la seconda volta, per gli altri 2 mesi, si è trovato ristretto sempre al terzo raggio? No, la seconda volta mi hanno mandato in una sezione di transito, al secondo raggio, però all'ultimo piano. Lei è stato coimputato con il signor Santo Mazzei in qualche processo? No. Lei è stato compagno di cella di Santo Mazzei? No, sono stato compagno di cella di suo fratello. È stato vicino di cella di Santo Mazzei? No. Vi incontravate all'aria? No, perché il Mazzei Santo era in un braccetto speciale differenziato. Ci fu qualcuno che la presentò mai a Santo Mazzei a San Vittore? Sì, sia il Salvatore Basetta e sia il fratello Matteo Mazzei. E la presentò quando lei si trovava detenuto al terzo raggio o quando lei si trovava detenuto al secondo raggio? Quando io mi trovavo detenuto al terzo raggio. Al terzo raggio, quindi all'inizio della sua detenzione? Sì, loro stavano facendo il processo, era cominciato da poco il processo Epaminonda. Bene, la ringrazio, signor Presidente, non ho altre domande. Grazie, allora possiamo sospendere il controesame e Malvagna si può Una domanda mi consente, signor Malvagna, chiedo scusa, avvocato ritorno un Giorgio. attimo su quell'episodio di Messina, Romeo eccetera. Ricorda in quale anno e in quale periodo avvenne questo episodio? Nel 1992. Il periodo? Il periodo agli inizi era primavera, mi sembra. Primavera, grazie. Prego. Si può accomodare. Per quanto riguarda il processo separato contro Tusa Francesco, avvocato Catania, se non ci sono osservazioni dobbiamo al solito operare la trasmigrazione di copia degli atti assunti, dei verbali degli atti assunti all'udienza odierna nel processo 2694. Dopodiché rinviamo entrambi i processi all'udienza di martedì prossimo, ore 9:30, per la prosecuzione del controesame di Malvagna e per l'esame di Farina. Presidente, le chiedo scusa, all'avvocato Cannavò. Sì. Per quanto riguarda delle richieste istruttorie in relazione alle dichiarazioni rese dal Malvagna oggi, possiamo farle oggi oppure bisogna aspettare martedì? Possiamo aspettare che finisca il l'esame. Va bene, insomma. d'accordo. Signor Presidente, domando scusa di una brevità assoluta di ordine programmatico. Si continua con Malvagna martedì mattina? Sì. Dopo Si continua, me lo conferma il pubblico ministero. Presidente, dico, c'è Malvagna, c'è Farina, Sì. avevamo indicato anche Scavo, quindi io non so se... A questo punto mi pare che per martedì si può sospendere. Presidente, io non so quale sarà la durata del controesame, non vorrei che poi ci trovassimo con un pomeriggio libero. Vogliamo fare venire Scavo nel pomeriggio? Facciamo venire anche Scavo, poi si vedrà. Lo facciamo venire nel pomeriggio? Sì, va bene. Però immediatamente appena iniziata l'udienza di martedì si continua con Malvagna, il controesame di Malvagna. Poi Farina ed eventualmente Scavo. Sì. Va bene, grazie.